Dopo la demolizione la scorsa settimana di ulteriori unità nel campo Sinti di Favaro Veneto, l'assessore alla sicurezza Silvana Tosi, insieme al vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, ha deciso di effettuare un sopralluogo. Da anni Tosi segue da vicino la questione del campo. Ci abitano ancora 4 famiglie, 7 moduli abitativi devono ancora essere smantellati e io ho voluto che vedessero anche il sindaco con i loro occhi questa realtà di segregazione razziale durata anche troppo ed è una vergogna perché questa non è integrazione. Io mi auguro solo che siano programmati delle attività per l'inserimento naturalmente delle famiglie adeguato, perché ho già avuto lamentele da parte delle famiglie in Rione Pertini, suonano a manetta e questo non lo dobbiamo permettere. L'intento dell'amministrazione è quello di trovare una sistemazione alle persone che ancora vivono nel campo prima che vengano demolite le restanti unità. Questa è la strada, perché se non si fa un'integrazione non si risolverà mai il problema e ci troveremo chiusi in un vicolo cieco dove i problemi aumenteranno sempre. In che modo si sta lavorando per questa integrazione? Perché molti moduli sono già stati abbattuti. Questo è proprio il chiaro esempio che i moduli sono stati abbattuti, vuol dire che quelle famiglie sono state affidate o comunque messe in determinati appartamenti o si sono spostate in altre città, comunque hanno trovato una collocazione dove poter andare a vivere con la propria famiglia. Oggi rimangono le ultime famiglie. Resta il rammarico per i tanti soldi spesi negli anni. Sono stati spesi tanti soldi per costruire delle strutture che adesso abbiamo visto come sono prese e che non hanno servito assolutamente a niente, e anzi che hanno scontentato le persone che ci abitavano o che in parte ci abitano ancora. Quindi contento che una storica battaglia della Lega si sia rivelata giusta.